Aula consiliare affollata, più di un centinaio di operatori del settore arrivati da tutta l'isola. Un tema nuovo ma attuale e di grande prospettiva, quello del turismo esperienziale. Una frontiera emergente destinata a muovere l'economia del territorio. Se ne è discusso a Palermo nella Sala delle Lapidi di Palazzo delle Aquile nel corso di un focus organizzato da CNA Sicilia e CNA Turismo e Commercio. Un confronto interessante e proficuo alla presenza dei dirigenti nazionali della Confederazione Tomei e Tonini, arricchito da interventi qualificati e suggestive testimonianze di chi questa nuova forma di turismo in Sicilia la pratica già con profitto. I lavori si sono snodati lungo l'asse normativo ed economico con le relazioni di due docenti universitari. Vogliamo, hanno spiegato il presidente di CNA Sicilia, Nello Battiato e il segretario Piero Giglione, che questo segmento produttivo trovi una precisa connotazione normativa e lavoreremo attraverso l'avvio di percorsi istituzionali per raggiungere questo obiettivo, dopo ovviamente aver messo a rete e organizzato l'intera filiera. La mattina è stata caratterizzata poi dalla firma di un significativo protocollo d'intesa tra l'Airbnb e il Comune di Palermo. Il portale online si impegna a versare l'introito della tassa di soggiorno a carico degli ospiti che alloggiano nelle strutture commissionate della piattaforma. Nel segno dell'innovazione di questo protocollo con Airbnb per mettere nella piattaforma di 300 milioni di utenti nel mondo le bellezze di Palermo. Invierò copia di questo protocollo che costituisce un caso unico per il quale voglio ringraziare Airbnb a tutti i sindaci siciliani, chiedendo loro di valutare la possibilità di inserire anche la loro piccola grande bellezza dentro questa piattaforma straordinaria per promuovere il loro territorio. CNA Sicilia ha fatto sapere che accompagnerà Airbnb in tutto il territorio siciliano affinché la convenzione possa essere sottoscritta dalle altre amministrazioni comunali. In questo modo, dicono Battiato e Giglione, si contrasterà l'evasione fiscale e si potranno investire più risorse sul turismo. Nel pomeriggio l'iniziativa della CNA si è conclusa con un B2B molto partecipato e apprezzato. Il workshop ha messo di fronte per la prima volta tour operator, operatori del turismo esperienziale.